Si chiama Caput Silente, l'operazione condotta dalle forze della Polizia di Stato di Enna, che sin dalle prime ore dell'alba i poliziotti con oltre 200 uomini hanno eseguito circa 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dall'uso delle armi con estorsioni, danneggiamento e traffico di stupefacenti. Il sodalizio criminale, che si avvaleva delle forze di intimidazione derivante dall'appartenenza alla famiglia di Cosa Nostra di Enna, operava in prevalenza nell'area nord della provincia, cercando di imporre il pagamento del pizzo e controllando in regime di monopolio il mercato della droga. Nel corso dell'attività investigativa è stato scongiurato anche un omicidio e sono state sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L'operazione denominata Caput Silente è un'operazione significativa che si è sviluppata a Enna, una zona tradizionalmente ritenuta neutra e sicura dai capi di Cosa Nostra, che proprio a Enna tennero la riunione della commissione che decise la strage di Capaci. L'ultima vasta operazione effettuata dalla polizia a Enna risale nel mese di gennaio scorso e riguardava però il traffico di droga tra la zona di Barrafranca e Piazza Armerina da parte della Polizia di Stato, che aveva eseguito anche una ventina di arresti cautelari per spaccio di droga dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Enna. Oltre 150 furono allora le persone impiegate con la partecipazione del reparto di volo delle unità cilofine per la ricerca di armi e droga.